Ciao ciao, isola di non so cosa, e mi sposto in un altro parcheggio. Ciao che bello vederti da seduto. Prosegui dritto su Fort Street a 719. Ai 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 ai. Quanti semafori, non mi ricordavo tutto sto casino, guarda, un semaforo ogni 20 metri. Va bene, dai, ho saluto. Dal Treehouse non ci sono neanche andato, ma non avevo voglia, sinceramente. Vedi la differenza tra aspettative e realtà. Le aspettative è che volevo tornare anche al Treehouse, in realtà no, Dio caro. Devo andare a cenare anche da Pierino, non lo so. Boh, anche qua ci devo riflettere, nel senso, no, beh dai, posso andare stasera, sì. Praticamente abito qui. Guarda che corvo da chilo che è venuto a darmi il benvenuto. Buongiorno! Good morning! Good morning! Good morning, Crow! How are you? Fine, eh? Ah! Uffioi, ma come in ogni trasloco, controllo postazione di lavoro. Allora, sì, mi par bene, sì, molto rilassante. Non mi dovrebbe arrivare il sole in faccia. Ho anche l'amico Crow qua. Vedi tu, l'amico Crow. Ah! Sì, oh, c'ho anche il tavolo da picnic. Oggi provo ad essere un po' scozzese, non dico maglietta a maniche corte e braghette corte, però almeno camicetta e basta, senza giubbotto. Non stupirti se vedi campi da golf. Ear è la patria del golf. Qua è una città famosa dove vengono a soggiornare per i tornei, ma soprattutto, appunto, ripeto, è pieno. Guarda che bello sto albero, mentre mi dico che è pieno di campi da golf dappertutto. Guarda che albero strano, con le foglie caduche. Non so se dice caduche, ma avevo sta parola forbita da usare. È tutto così rilassante, tranquillo, pulito, ordinato, coi fioretti. Sì, questo sole che illumina le giornate, ma sempre non troppo, sempre senza mai dar fastidio, senza mai scottare, far sudare. Senti, c'è sta arietta fresca, senti l'arietta che sa un odore de segueta. Mi sono dimenticato di filmarvi le famose Blue Bells, che sono le campanelle blu. Sono una cosa molto tipica qua, una cosa veramente tipica. Ciao, qua mi segnano Holloway, fioi. Probabilmente è una frazione di Ear. Sai che io sono quello delle statistiche, allora ti dirò che su 10 persone che incontri in passeggiata, 9 ti salutano, e di queste 9 con 1,5 forse 2, è una statistica, noi che tagliamo a persona a metà, no? Cioè, anche a te, venimi incontro, si ferma a dialogare, cioè, tipo quello che è passato adesso, mi ha chiesto se sto studiando fotografia e che è una bella giornata, mi ha spiegato che le campanelle qua, le Blue Bells, sono un fiore iconico per la Scozia, e ho detto sì, lo sapevo, guarda che sono uno acculturato, ho detto. No, non l'ho detta così. Come ti ho già spiegato più volte, la Scozia è un paese veramente molto orgoglioso delle sue cose, delle sue radici, della sua storia. Ah sì, eccola qua, vedi, questa era la casa natale di Robert Burns, questa casa molto rustica. Guarda il nonnetto col kilt, guarda che bello. Guarda col tetto proprio di paglia. Beh, era anche grandina come casa, insomma, era lunga, guarda, con le porte piccole per creare meno dispersione termica possibile, insomma, guarda, i balconi, finestre, controfinestre. Leggi qua. Qua nacque Robert Burns nel 25 gennaio del 1759. Ogni scultura che tu vedrai è dedicata, o meglio correlata, a dei passi e dei versi di Robert Burns, che possono essere alcuni estratti da sue canzoni, altre da sue poesie. Questa è la volpe con un collare appeso al chiodo. Qui alle mie spalle invece, con questa scultura, puoi constatare che bene o male tutto il mondo è paese. Qui vedi il marito, poreto, l'uomo con la mujer da drio che svanga i coglioni con spassetton. Tradotto in italiano, vedi il marito, l'uomo, e dietro la moglie che lo disturba, che lo priva della sua pace interiore, della sua tranquillità,
con la simbolica ramazza, la simbolica scopa. Ma mi sembra un po' la via crucis dell'uomo comune, perché qua vedi c'è il passaggio successivo che l'uomo, per dimenticare le sue frustrazioni, si trova al bar con l'amico alla locanda, vedi c'è scritto in, e a ciavasse qualche boccale di birra. Qua c'è la moglie che viene a prenderlo in osteria, vedi che c'è dietro il cartello della taverna in, e lo spinge verso il cavallo, che sarebbe l'automobile, per riportarlo a casa. Sì, insomma, come puoi ben vedere, non tutto è sempre rose e fiori, c'è anche sofferenza nel mondo. Quindi fioi, se state per sposarvi, pensateci bene, anche perché sapete dopo soldi di divorzio, rottura di coglioni. Qui due cani che si guardano, ripeto, sono tutte rappresentazioni dei suoi versi. Ecco, guarda, qui abbiamo il passaggio finale dove la moglie diventa striga. Tanti di voi mi diranno, no, ma guarda, la mia lo è già, e probabilmente la tua è già al next level. Ed ecco qui la parte finale, praticamente vedi il marito scappa, la moglie si trasforma temporaneamente da strega vedi, a fighetta, perché te vedi quel minigone e tutto quanto, e ti enduro il marito per coda del cavallo, e dice no dai vieni qua, dai scherzavo, e lui che fa no qua mano, vedi ma va ancora in culo, tieta morti. E questa è una delle statue più indicate, dovrebbe essere in bronzo. È anche parecchio grande. Guardate qua, mi metto in parte per farti capire quanto è grande. Ti conto che io sono alto 2,35 m. No, guarda, non è la fine, ce n'era ancora uno. Che sei compagno? C'è io che insiste a dire sta qua e lui, ma vai mona, torna a tomare, vedi proprio col bastone che vuol dare anche in testa, e alla fine chi che rimette il cavallo, guarda che ha garotto a coda al cavallo. Giusto per capire un attimo l'antichità, la storia, il tempo che c'è passato sopra queste cose. Tieni conto che questo è morto nel 1784 e questa è una vecchia chiesa, guarda che bello è il campanile. Wow. Oh. No, è chiuso a chiave, pensa che qua dentro c'è un cadavere, ma che roba, che storie. Questa è stata aperta, fa senso fiori, fa senso. È veramente, a parte il rumore delle auto, è veramente un posto, la Scozia, che ti lascia senza parole, perché non ci sono parole per descrivere, perché ti dà emozioni. Io ripeto, come fai a descrivere le emozioni? Wow, sì, proprio solo le macchine tolgono la magia, tolgono il mood, va di moda a dire il mood, tolgono l'attimo, ecco, per dirla più così alla Kenny il guerriero. Mamma mia, guarda questa, che posticini squisitissimi. Che entro un attimo anche in testa accesa, perché sai che a me piacciono le cose belle, quindi che sia accese o che sia tribunali è la stessa identica cosa. A me piace godere del bello. Guarda, come fai a non godere? Pecacchi che a me sei grate, sarà paiosei di sta vetrata con queste decorazioni gotiche, ma è bellissimo. E guarda per terra i fioretti, vedi tu, guarda, mamma mia, guarda qua cineraria marittima, i primule, il buxus, il cupressus vilma. Questa qua è una magnolia, guarda sta pianta, no? Guarda che strana con sti fiori che viene su così, guarda, coi fioretti là per terra, mamma mia, guarda che spettacolo d'accesa, io non ho parole. Guarda, vabbè, qua sarà anche chiusa, non ho parole, guarda, con tutti i giardinetti intorno. Ho detto, è rimasta parecchio come l'ho lasciata questa Scozia. Ma guarda che piante strane anche questa. Adesso giriamo un po', dopo mi metto a giocare con la Sony. E che è una chiesa normalissima, non è che stiamo andando a vedere un duomo, una basilica, chissà cosa. Guarda che bei però ste tombe da skate, perché sì, ok, a me piace la croce di legno che è molto poetica, però ora questa fa molto Clash of Clans, che è il videogioco quello. Mamma mia, che casa questo, pensavo fosse un mausoleo, invece è una casa. Guarda che misteri. Questo è il famoso Brigodun che
ti potrà sembrare una locanda, invece no, è un albergo da ski, un ristorante da ski. Questo enormissimo è il monumento dedicato a Robert Burns, sarà alto tipo 20 metri. Vedi, io tutte queste cose ce le avevo, perché grazie ai parchi e robe, ce le avevo a meno di 3 km da casa mia, però cosa vuoi? Solito discorso che ho fatto tante volte. Se non c'è internet, e per internet intendo anche un semplicissimo Google Maps, porca miseria, dove vai, cosa fai? Come potevo io sapere che verso di là c'erano tutte queste belle cose, c'era la casa del poeta nazionale, vedi, ma perché la strada manco ti ispirava, era una strada che sembravano quelle che ti portano fuori dal paese, insomma, che non c'è niente. Guarda che si può andare anche su, era la scioletta che è andata su. Andiamo dentro. Wow. Oh, wow. Aspetta che non mi occupo qua. Forte, forte, forte. Vabbè, questa è un'altra cosa che avevo perso, vedi? Quello è il famoso ponte, simbolo di Ear, del quale io ignoravo completamente l'esistenza. Vabbè, dai, adesso internet ce l'ho, lo smartphone ce l'ho e sto spremendo la vita. Il ponte si chiama Brig o Dun, chiaramente anche questo è un simbolo menzionato nei testi di Burns. E abbiamo fatto anche questa. Sono sopra al Brig o Dun. Quello doveva essere il pub preferito di Robert Burns, il che anche ci starebbe in quanto è attaccato a casa sua. Poi vabbè, chiaro, iniziano a mancarti le tue origini. Per tue origini si intende proprio tutto, ma l'avevo già accennata questa cosa. Non si parla solo del luogo, del tuo paese, ma si parla proprio della mentalità, dei modi di parlare, delle amicizie, dei contatti, dei percorsi storico-emozionali che hai avuto, ossia quelle cose che hai conosciuto nell'arco della tua vita e che le hai rivissute più volte, quindi si è creato questo background storico che dà ancora più valore, ok? Perché un conto è vivere una roba di passaggio così 10 minuti, è un conto viverla e riviverla per 30 anni, 40 anni, insomma, ecco. Vabbè, continuiamo. Ah sì, una cosa che ho visto ancora in voga in Scozia, sì, non che c'ero nel 1823, no, devo ancora nascere, sono i picnic. Sì, vedo spesso tante anche coppiette con il loro asciugamano e si fanno il picnic nei prati. Direi missione compiuta. Avevamo detto di scoprire tutti i posti attorno a casa che non avevo mai scoperto. Allora? Che murales bellissimi anche nel tetto, ovunque, cioè guardate, wow, ma sono tipo in 3D, cioè le anare sono state disegnate sopra, fantastico. Questo è Robert Burns che scrive, wow, c'è tutta la galleria piena di murales e che hanno questi colori che veramente colpiscono, Fioi. In più questo effetto 3D che avevo già visto, non mi ricordo dove, non mi ricordo in quale stato. Wow, no, è bellissimo. Ti assicuro che dal vivo è veramente scenografico. Veramente. Allora qua con Sagaio, i pessegatti. Guarda questo qui, cavalli. Che roba! E il gatto, guarda il gatto. Adesso con la massima onestà e sincerità, io non sono né patriottico né antipatriottico, però concentriamoci. Provate a immaginare una galleria così in Italia, sarebbe tutta coperta di scarabocchi. Qua non ce n'è neanche uno.
Pensa che in tutti questi murales ci sono anche tantissimi ritratti di gente locale, tipo sto vecchiotto qua era uno che ha costruito vari sentieri nella zona. E ripeto, vederli dal vivo sono a dir poco spettacolari, di quei colori, di quelle cose. Io vado matto per queste cose, ne vado fuori matto. Qua gli adesso dei poetici. Wow, wow, wow. Ma che cosa a dir poco geniale! Guarda qua che te mostro, vedi? In sostanza loro preparano questi pannelli e poi li fissano sul muro, che così se dovesse esserci la necessità di sistemarne uno, staccano solo quello, lo sistemano e lo rimettono qua. Effettivamente è vero, geniale! Io non mi stancherei mai di star qui a guardarli. No, non è vero, che cazzo so io dire? Te pare che sto una vita qua, dentro un tunnel a guardare i murales? Dai, no, ovvio che mi stanco prima o dopo. Gonca male gambe, gonca fame. Oh, guarda qua invece. Guarda, una volta in Porsei era Peppa Pig. Guarda, compagno! Oddio, allora questa mi sembra tanto Ellie the Piper, valla a cercare su YouTube o su Instagram, ALLY spazio THE spazio Piper. Da qualche suo video avevo intuito che era qui della zona dell'Ayrshire, magari mi sbaglio, magari non è lei, ma le espressioni ragazzi, le espressioni. Le volpi, i faiani, beh, gli immancabili faiani, pieno di faiani qua, è Faiano Olandia. È il ponte di Air, eccolo. I noni col gotto di vino. Ecco sì, a tal proposito, c'è questo stereotipo della Scozia, delle birre. Io ogni volta che chiedo qua qual è la loro birra, eccetera, a parte che va bene la Tennent's oppure le paleale qua, locali, ma tutti mi risponde sempre, ma noi altri non bevemo birra, noi altri bevemo vino. Oh mio Dio, Mauro, guarda qua, chi è questa? A Lindsay? No, non che credo. Che storie, c'è scritto? No, peccato non avere i contatti delle vecchie conoscenze, ma d'altronde a parte i contatti io non sapevo neanche il loro cognome di nessuno, neanche della mia ex morosa, e neanche lei sapeva il mio, e neanche il padrone del ristorante sapeva il mio, neanche la padrona di casa, capisci ora perché avevo carta bianca per fare qualsiasi cosa, cioè non si sapeva nulla di me, io ero solo Yuri, ero italiano, non si sapeva neanche che venivo dal Veneto, veramente, niente non si sapeva di me, niente. Altro che adesso i social e tutto quello che ci va dietro. Cavolo, è da un mese che ormai sono qua e devo ancora abituarmi alle temperature scozzesi, porca miseria. Accidenti, sono qua già da un mese e non... è volato tantissimo il tempo, accidenti. Vabbè dai, sto ancora qualche giorno qui nella mia città e dopodiché mi sposto al nord e migro al nord, sperando che non faccia troppo freddo. Casa, ora basta camminare, se no a Glasgow chi ci va? Ora prima il discorso ti dicevo dei picnic, vedi? Quasi tutti che fanno i picnic, è proprio una roba tipica, guarda, anche a sinistra, tutti, ma te pare che adesso sto qua a guardare questi che mangiano? No? È vero, quale migliore occasione per provare la modalità low light con il faretto integrato. Ora è al minimo con la temperatura della luce calda, forse bisogna metterla anche fredda. In anyway, questo parcheggio ha due sensi, due motivi, due storie. Allora, la prima storia è che siamo attaccati alla stazione dei treni perché veramente le mie gambe non reggevano. Spero che si possa parcheggiare, adesso vado a leggere. La seconda cosa è che questa era l'ultima tappa che mi mancava. Questo è l'Ayrshire College, è il college dove ero andato io e Mauro quella volta. Quindi tu Mauro, ti ricordi tu? Che mi ghiacciavamo tutte le caramelle perché sei a lingua blu, eh? Mamma mia, che bei ricordi. Eravamo andati io, Mauro, la Lindsay e la Ashley, esatto. Ah, se giro di qua gira anche la luce perché è attaccata al gimbal. Ad ogni modo questo parcheggio lo troverai nella mappa dei parcheggi tattici per il camper e appunto è tattico, non è panoramico ma è tattico in quanto è attaccato. A parte vabbè ad Air anche questo,
però ti consiglio l'altro, quello che ti ho messo con vista mare. Questo è attaccato alla stazione dei treni, ottimo per chi come me vuole andare a Glasgow. Il treno è la miglior cosa in assoluto, non andarci col camper dove vuoi andare. E qui sì, ho un ricordo del baretto e dei tavolini dove i ragazzi si sedevano a mangiare, però è un ricordo non fotografico, è un ricordo concettuale, non mi ricordo assolutamente che era fatto così. Ad ogni modo, io questa classe forse me la ricordo, dovrei avere anche una foto.